Continuiamo le interviste con Leonardo Reggio, portiere del Seregno. Allora, è una partita eccezionale, hai avuto una prestazione, l'ho detto ripetutamente durante il commento, una prestazione eccezionale. Hai chiuso tutto, quasi tutto purtroppo. Sì, sono molto felice della mia prestazione, anche se è una felicità a metà visto il risultato finale, che non ha premiato la prestazione di tutti i miei compagni, perché penso che almeno un pareggio ce lo meritavamo di uscire da questa pista molto difficile, perché abbiamo davvero giocato molto bene e alla fine è così l'hockey. Sì, certamente. Ti è costato uscire gli ultimi secondi? Ti è costato oppure era una cosa che avevate già programmato in certo qual modo? No, vabbè, alla fine quasi tutte le partite arrivi lì all'ultimo minuto, non sai come riprenderla, provi il quinto, cioè capita sempre. Poi non avevamo organizzato nulla di particolare, però ci sta a provarla. Poi sfortuna, non ho neanche visto bene come l'abbiamo persa la palla, però capita, cioè in un modo o nell'altro si perdeva, o di un gol o di due cambia poco. Comunque io ho visto un'ottima posizione di difesa, vuol dire che siete moltissimo affiatati, squadra molto stretta, chiusa perché davanti alla capolista chiaramente, però anche i movimenti tuoi erano proprio all'unisono con i movimenti dei difensori. Sì, penso che con il passare del tempo, più le partite passano, più siamo migliorati nella fase difensiva, più ci siamo conosciuti, ci siamo coordinati meglio per difendere. Infatti penso che siamo tra le migliori squadre in fase difensiva del campionato, a livello anche di numeri, di gol subiti, e fa piacere comunque che i miei compagni mi stiano dando una mano a me, perché anche non sono solo io che tengo sulla barca, ma tutti ci diamo una mano all'altro. Certamente. Grazie a Leonardo, buon rientro e in bocca al lupo per le prossime gare.